Settimana intensa e ricca di soddisfazioni per l'Agragas del presidente Laporta. Prima la vittoria in extremis in campionato firmata da Tripoli, poi il largo successo in Coppa contro l'Aragona che è valso il pass per il turno successivo. La trasferta al comunale di Canicattini Bagni rappresenta ora un banco di prova importante per capire se i biancazzurri di mister Catania abbiano già ingranato la quarta. Di fronte un Canicattini in grande condizione, capace di bagnare il debutto stagionale con un prestigioso successo esterno sul campo del Gela. Prima dell'inizio della gara ho osservato un minuto di silenzio per la prematura di partita di Giovanni Cerruto, ex portiere giallorosso. Dirige l'incontro il signor Davide Quattorto dell'Azione Messina, un po' arrivato a Iannazzo e Cesce di Palermo. Passiamo a raccontarvi il film di questa sfida al 12°. Ferraguto dalla destra si accentra e calcia, non inquadrando lo specchio della porta. Al quarto d'ora la prima occasione passa l'Agragas, rimessa laterale lunga che arriva a Tripoli, imbucata per Tel Lopez che manda in rete col piattone per l'immediato vantaggio del gigante. Al giro di boa la prima frazione di gioco, cross dalla destra messo dentro per Tripoli che di testa prolunga per Tel Lopez, trova un miracolo di Martinez a negare la gioia della doppietta, un volo plastico all'incrocio dei pali dell'estremo difensore del Canicattini. Un minuto dopo l'ora di gioco, tentativo sterile di Giama, spara senza problemi Martinez. Minuto 37, gran destro dalla distanza invece di Ferraguto che spacca in pieno. La trasversale dei pali era immobile, estremo difensore dell'Agragas che dall'altro lato raddoppia, lancio in profondità di Cipolla per Tripoli che anticipa Martinez mandando in rete poco prima del duplice fischio. Città di Canicattini 0, Agragas 2, squadre guadagnano così. La via degli spogliatoi inizia con un cambio alla ripresa dentro Camilleri in luogo di Rizzo. 4 minuti al rientro in campo delle due formazioni, il corner telecomandato di Yama per Erbini che calcia centrando la traversa, il secondo legno di giornata, sempre la stessa che era stata centrata però dagli avversari nella prima frazione. Dentro Scribani, fuori Erbini. Intanto 4 minuti dopo l'ora di gioco Marchica apre a sinistra per Camilleri, mette dentro per Tel Lopez, questa volta deve solo spingere in rete e c'è la doppietta del puntero di mister Catania. Fuori intanto Tripoli, dentro Gambino, 10 minuti al termine, punizione di Giama proprio per l'inentrato Gambino che mette dentro la sfera per Noto che colpisce di testa trovando ancora un attento Martinez. Nel finale scampoli di gara anche per Nobile in luogo di Tavella, c'è un'occasione per il Canicattini, Greco sfonda sulla destra, mette dentro la sfera per Ferraguto che calcia botta sicura trovando la respinta però da parte di Cagnina. All'83esimo punizione messa sul secondo palo dove arriva con un treno San Filippo che manda clamorosamente alto. Nel finale spazio anche a Messina per Marchica, 3 minuti dal termine dei regolamentari. Gambino apre a sinistra per Scribani che mette dentro per lo stesso Gambino, calcia trovando la respinta di Martinez, si avventa allora sulla sfera Tel Lopez che si porterà a casa il pallone, a trick dell'attaccante e 4-0 dell'Agragas sul campo del Canicattini. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.